vostre domande, le vostre attese, i vostri traguardi raggiunti, i traguardi che volete raggiungere, quindi a completa disposizione. Però vi affido soltanto 3 parole che sono particolarmente importanti, se possono aiutare un po' la riflessione che faremo ascoltando anche i vostri interventi. Cosa oggi è necessario tra le tante cose per una comunità cristiana? Sono necessarie, ripeto, tante cose, ma Papa Francesco, soprattutto nell'unico grande documento che lui ha pubblicato alla Evangelii Gaudium, un po' il programma del suo servizio alla Chiesa, ci consegna soprattutto 3 parole per la Chiesa, 3 parole per le nostre comunità. La prima, la formazione. Una parrocchia, una comunità cristiana, se oggi vuole stare al passo con i tempi, è necessaria una formazione sistematica e trasversale a tutte le età, dai ragazzi dell'iniziazione cristiana, ai giovani, agli adolescenti, agli adulti, alle coppie, alle famiglie, agli anziani. Perché oggi c'è una carenza e quindi un bisogno di formazione in tutte le stagioni della vita. La formazione che è qualcosa di sistematico, che non può essere, anche se importante, soltanto l'omelia della domenica. In fondo voi dove attingete la formazione alla vita cristiana? Per tanti cristiani il processo di formazione della loro fede si è fermato alla Cristo. Dopo tabula rasa, niente più. E invece la formazione deve accompagnare lo sviluppo della persona, sempre importantissimo. Se soltanto l'omelia della domenica, che il Papa raccomanda, non debba superare i 7 minuti, il Papa c'ha tutta una serie di numeri nella Evangelii Gaudium in cui parla dell'omelia, quanto farla, come farla, a chi farla e di cosa parlare. Tutto il resto della nostra formazione a chi è affidato? Ai giornali, a quello che ascoltiamo dalla televisione, alle polemiche inutili. Cioè la formazione per noi spesso è opinione captata di qua e di là. E qualunque cosa noi ascoltiamo la vediamo come oro colato, come verità sulla Chiesa o contro la Chiesa. La nostra formazione significa acquisire, maturare, amare le ragioni della nostra fede. Ma tu perché vai in Chiesa la domenica? Questa è la questione. Sai dire a qualcuno che ti fa questa domanda una risposta ragionevole e convincente? Come? No, io pongo le domande, poi non voglio rispondere. Le domande le dovete fare voi da me, no? Per dire un po', esemplificare cos'è la formazione. È la formazione delle biblioteche accademiche, è la formazione in grado di farci acquisire le ragioni della nostra fede. Perché oggi cosa vede anche nelle vostre parole? Tanta gente, un po' di gente è confusa, o perché passa il testimone di Geova, o perché passa il primo illuso da altre ideologie strane, o visioni, rivelazioni, immaginazioni e fesserie da tutte le parti. E uno rimane lì come un pesce che abbocca all'amo delle stupidaggini. Perché? Come mai non riusciamo a fare un po' di discernimento? Come mai? Perché manca la formazione, o è debole, o è fragile, o è discontinua. La seconda parola che il Papa ci affida oggi per una comunità cristiana, la parola comunione. La Chiesa è il popolo di Dio, è comunione di tutti i suoi membri all'interno e tra le comunità. La Chiesa deve essere oggi l'esempio, sempre, particolarmente oggi in un mondo molto frantumato, l'esempio di una ricostruzione fraterna, di una fraternità forte, solida, la comunione. Questo è importantissimo, ma è difficile nelle comunità cristiane la comunione. Pensiamo alla comunione tra i gruppi di una parrocchia, all'interno dello stesso gruppo, tra catechisti, fate parte, non so, e all'interno tra catechisti e altri gruppi, catechisti di famiglia che sono l'eterna presenza in tutte le parrocchie fondamentali. Il rapporto all'interno di una comunità, il rapporto tra le comunità.
rapporto tra le parrocchie. La comunione è un elemento costitutivo della Chiesa. La Chiesa è, come la professiamo noi nel credo la domenica, prima di tutto professiamo con le parole, almeno che la Chiesa è una. Se non è una non è manco santa, non può essere santa senza essere una. Cioè non c'è la santità se non c'è la comunione. Se non è né una né santa, non è né apostolica né cattolica né universale e né fondata sugli apostoli, perché gli apostoli hanno insegnato esattamente la comunione di Cristo. Quindi è una questione molto semplice, edificare la comunione ecclesiale tra i fedeli, con i pastori, è un solo popolo di Dio. La terza parola è più impegnativa ancora, che il Papa ci affida come terza parola è evangelizzazione, formazione. Bambini attenti dopo vi chiedo queste tre parole, la formazione, mi raccomando, non fate brutta figura, la formazione, la comunione e l'evangelizzazione. Una chiesa in uscita, dice Papa Francesco, con le sue immagini pittoresche, provocatorie, no? In uscita. È molto bello, però è vero questo fatto. Quando è nata, come è nata la Chiesa? In uscita, non in entrata. Quando è uscita dal cenacolo, per la forza dello Spirito Santo, a Pentecoste, uscendo dal cenacolo è diventata Chiesa missionaria. Quindi una Chiesa dalle porte aperte per accogliere, per uscire insieme. Dove vive la Chiesa? La Chiesa non vive in Chiesa. La Chiesa non vive in Chiesa, ma vive sul territorio. Perché le persone non stanno in Chiesa, stanno sul territorio. In Chiesa non ci vengono più. Certo abbiamo bisogno del momento liturgico, come quello che abbiamo celebrato questa sera, ma per quello che può essere e lo deve diventare come momento di incontro con il Signore, per poi diventare e vivere come una Chiesa sul territorio. La Chiesa non vive in Chiesa, abita la Chiesa per poi vivere sul territorio. Guardate che noi siamo in un momento molto difficile. Io faccio anche un calcolo matematico con le comunità, cioè se noi mettiamo tutte e tre le comunità di cui Donato è il pastore, San Bartolomeo, San Silvestro e San Giro, quanti abitanti sono anagraficamente? Non lo so, già vita 3.000, 5.000, quanti? 12.000. Non aumentare troppo perché è peggio per voi, è meglio 12.000, 10.000. Se mettiamo insieme tutte le messe domenicali, perché la messa domenicale è il parametro di riferimento di una vita cristiana ordinaria, perché se un cristiano non va a messa è tutto da discutere, ma il parametro di una vita cristiana ordinaria è quello della messa domenicale, nel quale il dire io credo in Dio per conto mio, quello non è un parametro secondo la Chiesa cattolica, quello è un parametro di una ideologia religiosa che uno diventa e costruisce a suo piacimento, ma quanti fedeli possono andare a messa? Qui aumento io il numero, voi abbassate il numero degli abitanti, io aumento il numero dei fedeli. In tutte le messe, compresi tutte le cappellanine, tutte le cantine, non so dove scegliere, quante messe avete in tutto? 10, 15 nessuno. Verranno 3.000 fedeli in tutto? Io aumento, poi abbassare il 3.000. 12.000 meno 3.000 quanto fa? È salato il prezzo, Sono le persone che abitualmente non sono della comunità eucaristica, così la chiamano i documenti della Chiesa, non sono più parte della comunità eucaristica. Non portatemi però l'esempio del Venerdì Santo, che non fa testo, non è credibile. E qui bisogna essere anche chiari. Non sono quelli momenti in cui si vede la comunità cristiana oggettivamente pensata e costituita, sono momenti anche devozionali, bellissimi, ma che se sono fini a se stessi, sono soltanto quei momenti